Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, spero che stiate bene. Oggi ci andiamo a vedere non una partita commentata, ma vedremo due posizioni e le analizzeremo per capire cosa fare in questo tipo di posizione. In particolare il tema di questo video di oggi è il re al centro, non inteso come al centro della scacchiera, ma inteso come al centro dell'ottava traversa, no? Poiché si capisce che questo re nero non ha ancora roccato né a rocco lungo né tantomeno a rocco corto. Ecco, questo deve essere per te un segnale d'allarme, cioè un campanellino che dice, qui il re è ancora al centro, vediamo se posso fare qualcosa, perché nel momento in cui permettete al vostro avversario di arroccare, diciamo che la storia si fa più lunga, no? Mentre il re al centro è molto più facile da mattare, da sacrifici, da fare tatticismi, eccetera, eccetera, quando il re è arroccato è più complesso. C'è da dire anche una cosa, che se ora questo re nero fa un arrocco corto, ha una struttura pedonale che non è proprio il massimo, cioè diciamolo, noi sappiamo che l'ideale per l'arrocco è avere tutti e tre i pedoni di fila, mentre qui ci sono due pedoni spostati e due pedoni spostati sicuramente rappresentano una debolezza, quindi neanche con l'arrocco corto deve essere sicuro, ma con re al centro peggio che peggio. Quindi noi siamo i bianchi e cerca di capire in che modo ora possiamo fare un assalto a quel tipo d'arrocco. Vediamo se hai l'intuito per questo tipo di tatticismo. Io ripeto sempre, gli scacchi non significa solo se vuoi divertirti, ok, puoi giocare 200 partite al giorno online, ma se vuoi migliorare devi fare anche tanti esercizi di tattica, perché questi permettono di avere un occhio allenato e un occhio allenato vede le cose in partita e tu sai che tra una partita persa e una partita vinta a volte la differenza sta in una mossa, quella mossa che arriva al momento giusto, al punto giusto. E ora siamo al momento giusto, al punto giusto, devi trovare quella mossa. Ti lascio 10-15 secondi per pensarci, poi ti do la soluzione. Ok, spero che tu abbia avuto abbastanza tempo per riflettere. Nel caso non hai ancora trovato nulla, ti invito a mettere in pausa il video. Io adesso sto per darti la soluzione. La soluzione è data da cavallo per E6. Andiamo a distruggere la struttura pedonale. Nel momento in cui questo pedone catturerà su E6, cadrà anche questo pedone in G6 e la donna inizierà ad entrare all'interno dello schieramento avversario. Ora, se tu mi chiedi, Christian, io riesco a vedere fino a qui e fino a qui, però non ti so più dire dopo cosa succede. Ok, probabilmente neanche i grandi giocatori riescono a vedere tutta la sequenza fino alla fine, però riescono a vedere che in questo tipo di posizione il bianco ha tanta iniziativa, quindi è importante arrivare a capire che c'è una buona iniziativa, poi le cose talvolta vengono anche da sole. Quindi abbiamo detto che il nero cattura, adesso c'è questo pedone da solo che viene catturato con la donna, scacco, il re si deve spostare dove? Nell'unica casa disponibile, re in F8. E qui arriva il bello, perché adesso abbiamo una donna ben posizionata che non fa muovere il re avversario, abbiamo una torre che controlla la colonna ma non si capisce dove può scendere, abbiamo un'altra torre che invece deve ancora muoversi, potrebbe sostenere magari qualche attacco su questa colonna, e un alfiere che al momento non ha questa bellissima casa perché è controllata due volte, sia dalla donna che dall'alfiere. Abbiamo fatto questo sacrificio e siamo rimasti fregati. Siamo rimasti fregati perché comunque il re si è riuscito a salvarsi. Cosa facciamo? Facciamo che dobbiamo aprire le linee. La regola è correre al centro, bisogna aprire le linee. Quale modo migliore se non sacrificando il pedone in F5? Oh, questo alfiere ha un po' più di area. Se ci mettiamo la torre qui possiamo minacciare scacchi di scoperta.
questa è sempre cosa buona e giusta. A questo punto ci sono due possibilità per il nero. O accetta il gambetto cattura e a questo punto semplicemente con E6 si minaccia il matto su F7 ed è veramente forte come mossa. O vediamo come è andata in partita, c'è alfiere G5. Alfiere G5 con l'idea di non permettere all'alfiere bianco di catturare su H6, però, ora questo alfiere non difende più la casa C5. Sì, è vero, è difesa dalla donna, ma noi possiamo utilizzare ancora una volta il tema della deviazione. La donna controlla la settima traversa, con lo scacco d'alfiere in C5, la donna perde il controllo della settima traversa e con chi entriamo in settima traversa? Chiaramente con la torre. Guardate quanti pezzi stiamo sacrificando per ottenere poi finalmente la posizione vincente. Qui praticamente non c'è nulla da fare, si minaccia il matto su F7, l'unico modo per ritardarlo un po' è interporre l'alfiere che toglie la comunicazione della donna e della torre. La partita sembra persa e invece no, F per 6, il pedone sostiene insieme alla donna, in più c'è questa torre e qui chiaramente il nero abbandonò. Capito? Quindi ritorniamo alla posizione iniziale, abbiamo visto questo tipo di posizione, ci siamo fatti quattro calcoli, non abbiamo visto tutta la sequenza, altrimenti eravamo dei grandi maestri o non eravamo qui a vedere video di matto scacco. Però l'importante era capire che c'era una buona iniziativa. Qui, amico mio, se qui fai una qualsiasi altra mossa, non so, sparo a caso, fai una mossa di questo tipo, il tuo vantaggio, proprio il computer mi dice che passi da un vantaggio di più 3,12, che è un vantaggio incredibile, a 0,0, parità assoluta. Cioè qui ti basta mancare questa mossa per andare a pareggiare una partita vinta e magari oltre che pareggiarla la perdi pure nelle mosse successive. Quindi è importantissimo fare gli esercizi di tattica. Va bene, oggi ci sto facendo le prediche, però le faccio a fin di bene. Guardiamo ora quest'altra posizione. Siamo sempre i bianchi e il nero ancora una volta qui sta per arroccare. Ancora una volta se il re arrocca si mette al sicuro ed è più difficile dopo stanare il re oppure cercare di fargli scacco matto. Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare noi? Abbiamo una torre e una donna, sì, su una buona colonna, ma non sono attive al 100%. Questo alfiere sta inchiodando questo cavallo, buono a sapersi, e c'è un cavallo tra l'altro che è anche sotto minaccia di pedone, quindi probabilmente questo cavallo si dovrà spostare. Vediamo se riesci a capire dove possiamo mettere questo bellissimo cavallo. Come al solito ti lascio 10-15 secondi per pensarci. Ok, so che hai pensato a questa mossa. Purtroppo questa mossa non porta a nulla, poiché dopo che il re cattura non abbiamo modo di portare avanti l'attacco, poiché non si possono fare scacchi, non c'è per esempio donna F4, altrimenti c'è la pappa. Non ci sono continuazioni abbastanza interessanti. Sì, possiamo fare questa, però cavallo F6, qui il re si riprende e ha un pezzo in più, quindi non va bene. È corretta invece cavallo in E6, minacciando la donna, minacciando questo punto e minacciando questo punto. Dirai, ma che cacchio di mossa è cavallo in E6? Cioè, dopo che io ho catturato, che cosa ci ho guadagnato? Ops, ho sbagliato. Che cosa ci ho guadagnato? Pensaci un attimino. Dopo che il nero cattura è un casino. Innanzitutto se la donna si sposta, per esempio donna in F6, abbiamo detto che cade questo punto, quindi qui c'è un super guadagno di materiale. Quindi la donna non si può spostare, bisogna praticamente catturare. Catturando si va ad attaccare questo cavallo col pedone che non può togliersi poiché è inchiodato, perché dietro c'è il re. Quindi si sfrutta questa inchiodatura e intanto si è
devastato e indebolita tutta l'ala di re. Il nero comunque adesso gioca al rocco corto per cercare di mettersi un po' al sicuro. Ovviamente una mossa di questo tipo come C6 per io ti catturo il cavallo, tu mi catturi l'alfiere non funziona perché sulla cattura di cavallo c'è scacco, quindi ora il nero dovrà provvedere a fare qualcosa e noi poi ritiriamo l'alfiere e siamo contentissimi. Ok, dunque su questa mossa abbiamo detto che il nero gioca a rocco corto. È il turno del bianco che cattura in D7 con la donna, proponendo il cambio di donne, tanto abbiamo una posizione vincente e invece no, qui il nero non voleva cambiare, donna G5 scacco, nessun problema, sembra che il nero abbia iniziativa ma in realtà non ce l'ha, torre in A va in E8 cercando di controllare questo pedone che è a tutti gli effetti un pedone passato, donna per C7 minacciando anche l'alfiere, torre per E7 controllando tutta la settima traversa e adesso torre per D7 ancora una volta, se chiaramente ora il nero cattura, si cattura col pedone e si minaccia sempre di andare a promozione. Ora non è possibile, però la donna nera non potrà mai lasciare questa diagonale. Infatti qui il nero gioca donna per G2. Decide di difendere il proprio alfiere catturando su G2 che tra l'altro minaccia anche la torre. È una mossa molto buona, e infatti qui il bianco gioca torre C1. A questo punto è il turno di torre C8, il nero sembra riprendersi poiché le proprie torri, l'alfiere sono coordinate bene, ma adesso segue torre D8, scacco. La continuazione della partita è RH7. Cosa accadeva se per esempio torre per D8? Semplicemente cattura con attacco doppio, il re si spostava, perdevi la torre e stravincevi la partita. Mentre su questo scacco il re va in H7 e ancora una volta si perde questa torre e si ha praticamente tanto materiale in più. Ecco tutto, ora anche qui non occorreva vedere tutte queste 9 mosse, ma bastava vedere questa mossa qui, poiché se perdi il treno in una partita di scacchi è molto difficile che questo treno passi anche il turno dopo. Quindi bisogna cogliere bene. Come fare questo? Facendo tanti esercizi di tattica, vedendo tante partite, studiando tanto. Perché quando tu giochi con il tuo stile, tu fai conto che il tuo cervello è un registratore, registra qualsiasi cosa. Registra anche le mosse sbagliate che fai, registra anche i pensieri sbagliati che fai e ti porta a giocare in quel modo. Se tu invece esamini partite di grandi giocatori, esamini mosse dei grandi giocatori, esamini le tue partite e capisci dove è sbagliato, porti il tutto su un livello superiore, il tuo cervello registra un altro modo di giocare e dopo 10, 20, 30, 40 partite e dopo 10, 20, 30, 40 esercizi di tattica inizi a capire che c'è un altro modo diverso di giocare e inizierai a fare determinate mosse anche all'interno delle tue partite. Ma fidati amico mio che giocare non è la strada migliore per migliorare. Io ti consiglio di fare un salto all'interno della nostra accademia. Troverai circa 150 lezioni all'interno del percorso dell'Accademia, sono lezioni predisposte in ordine progressivo di difficoltà che ti danno tanto materiale che probabilmente al momento non hai. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!